Eccoci nel post partita di Sarzana-Lodi, terza giornata di campionato, termina con un risultato negativo 2-1 per l'Amatori Vasca Lodi, un Sarzana che ci ha provato fino alla fine. Fino in primo tempo 1-0 per il Lodi su punizione di prima, poi il recupero del Sarzana grazie al gol di Ortiz e alla fine quel 2-1 che il Sarzana non è riuscito a correggere. Siamo proprio con Facundo Ortiz, autore della rete, un gol fortissimo, un tiro fortissimo che ha riportato in partita il Sarzana. Non è bastato. Cosa è mancato secondo te questa sera? Buonasera Facundo. Ciao, buonasera. No, niente. Mi sa che meritavamo un po' di più. Per me abbiamo fatto una bellissima partita. Abbiamo fatto il gioco che noi volevamo, quindi niente. Ci manca un po' di gol, lo sappiamo, dobbiamo allenarci di più, ma niente, ho fiducia in queste squadre, in Sarzana. E niente, a continuare a lavorare, ci stiamo allenando bene, forti, quindi niente, ancora continuare e a alzare la testa, scusa, per tutto lo che viene, no? Secondo te quanto può aver influito quel rosso così a freddo su Rubio, un giocatore che comunque parte sempre titolare, un giocatore anche fisicamente importante in una partita che è stata molto fisica? Sì, non mi piace parlare di arbitri, certo che ha influito tanto perché tutti sappiamo che classe di giocatore è Xavi Rubio, è un giocatore importante per la squadra, ci ha mancato in tutta la partita, ma niente. Anche sono entrati Tognac e Angeletti che lo hanno fatto benissimo, quindi niente. Abbiamo fatto anche una bellissima partita con loro due. Quindi sappiamo che abbiamo anche una panchina di 8 giocatori che possiamo giocare tutti. Ora Sarzana deve guardare alla prossima in cui fuori casa affronterà il Sandrigo, una partita che sicuramente il Sarzana non deve prendere sotto gamba in cerca della prima vittoria stagionale. Sì, come l'ho detto prima, dobbiamo alzare la testa, continuare a lavorare come lo stiamo facendo. Niente, ora mi sa che viene la Coppa a Francia. Prima la Coppa in Francia. E dopo dobbiamo giocare a Sandrigo, dobbiamo fare i 3 punti perché questa squadra Sarzana lo meritavamo, quindi niente, a continuare così, come l'ho detto, a lavorare e alzare la testa che abbiamo tanta fiducia in noi stessi.